Se da una parte fare video è diventato facile e praticamente alla portata di tutti, dall'altra questa grande diffusione ha portato alla nascita di tutta una serie di falsi miti. Anche il settore dei video industriali è stato colpito da queste malelingue. Sono in particolare 6 i falsi miti che bisogna smascherare per quanto riguarda i video industriali. Quindi, se anche tu in qualche modo lavori in questo settore e stai pensando di promuovere la tua attività attraverso una serie di video, è il caso di scoprire di cosa sto parlando, per non farsi ingannare da certe voci che girano. Davvero farsi realizzare video per la propria azienda è un investimento oneroso, come si dice? Come ogni prodotto e servizio che acquisti, anche nel mondo dei video puoi trovare budget e qualità differenti. L'errore che fanno molti imprenditori e commercianti quando devono scegliere se fare un video per la propria attività è che vedono la spesa dei video come un costo e non come un investimento. A meno che tu non voglia realizzare un video per alimentare le vanity metrics, ossia tutte quelle metriche connesse ad accrescere i like, ma non le conversioni di vendita, devi vedere lo strumento dei video come un mezzo di marketing per mettere in luce la tua attività al fine di acquisire nuovi clienti. Se ragioni in ottica di investimento, il budget che stabilirai non saranno soldi persi, ma soldi che nel corso del tempo ti ritorneranno indietro con gli interessi. Un altro falso mito è questo: i video non servono, sono altri gli strumenti utili per acquisire clienti. In realtà, se guardiamo come funzionano gli algoritmi delle principali piattaforme social e quali sono i contenuti che prediligono, al primo posto ci sono proprio i video. Il motivo è molto semplice: i video, rispetto ad altri contenuti, sono più fruibili, sono più smart e richiedono meno attenzione all'utente. Ecco perché, a parità di un video fatto bene e un contenuto scritto, è molto più probabile che l'utente sia attratto più dal video rispetto al testo. Fare video è difficile, mi imbarazzo e non so parlare in pubblico. Questo è uno dei problemi più comuni quando non si è abituati a fare video. In realtà anche questo è un falso mito, perché per realizzare dei video non occorre essere dei professionisti del public speaking. Mentre i social alimentano l'idea che quando si appare in pubblico bisogna apparire perfetti, la realtà è che agli utenti piace vedere le imperfezioni. E questo vale anche per le tue. Sì, proprio le tue. Le imperfezioni hanno il potere di rendere umana una persona, diminuiscono la distanza tra te e l'utente e questo rende più semplice l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra te e l'utente. Fare video richiede tempo. Questa è un'altra frase che sento spesso. Come ogni cosa, il tempo è proporzionale a quanto vuoi andare a fondo di quell'argomento. È quindi ovvio che se vuoi imparare a fare video, ciò ti richiederà molte ore di studio e di pratica. Ma se non hai l'interesse a possedere questa skill, allora il tempo richiesto sarà solo quello in cui definirai con il videomaker le cose che vuoi far risaltare della tua attività. A tutto il resto ci penserà lui e tu puoi tornare a fare ciò che sai fare meglio, ossia gestire la tua azienda. Posso farmi video da solo? Anche questo è un mito sbagliato, che si è diffuso dal momento che fare video è a portata di smartphone. Realizzare video, per quanto la tecnologia aiuti, rimane un lavoro sartoriale che deve essere montato su misura delle esigenze dell'azienda. Tu ti faresti mai vestiti da solo? Sono sicuro che in qualche modo sapresti fare una maglietta con un buco per infilare la testa e 2 per le braccia. Ecco, credere che per fare un video basti premere il tasto REC è come credere che si è capaci di farsi vestiti solo perché si è in grado di prendere un pezzo di stoffa e tagliare dei buchi in cui infilare la testa e le braccia. E infine l'ultima: qualsiasi videomaker va bene per fare i video aziendali. Ebbene no, non è così, almeno non più. Se fino a non molti anni fa erano così pochi videomaker che passavano dal fare video per matrimoni a video per le aziende, oggi si sta andando verso sempre una maggiore specializzazione. Ogni settore ha bisogno di strumenti e competenze specifiche, che non è detto vadano bene anche per altri ambiti. Per questo motivo, se devi fare un video aziendale, il consiglio è quello di non affidarti a un generalista o ad uno che è bravo a fare video per ambiti non connessi al tuo, ma piuttosto cerca uno specialista per l'ambito che serve a te. Ora che abbiamo smascherato i falsi miti dei video aziendali, per me è arrivato il momento di salutarti, ma per te è arrivato il momento di fare una scelta. Sì, perché se ti sei imbattuto in questo video, immagino che non sia solo per interesse, ma anche perché senti l'esigenza di raccontare ai tuoi potenziali clienti e partner che ancora non ti conoscono ciò di cui si occupa la tua attività. Se finora non hai trovato la soluzione che fa per te e hai preferito arrangiarti, compilando il form che trovi nella pagina puoi fissare un appuntamento gratuito dove, a partire dalla tua situazione attuale e dal piano di sviluppo della tua azienda, ti aiuto a capire qual è la soluzione ideale per la tua attività.